considero la Reggiana a livello dell'Alessandria, a livello del Bassano, a livello del Cittadella. Secondo me, anche se è in ritardo di punteggio, però la squadra è stata costruita per ambire ai playoff o alla Serie B. Una partita importante quella di domenica, un banco di prova per Mister Pillon. La stagione potrebbe passare proprio dall'incontro di domani con la Reggiana. Il punto guadagnato ad Alessandria ha convinto il mister a non cambiare gli uomini in campo. In linea di massima credo che andrò su quella linea lì, anche perché la squadra fino adesso ha fatto bene da quel punto di vista lì, perciò confermo sì, la formazione è quella. Questa settimana è arrivato il difensore Sbraga, ma non lo si vedrà in campo contro la Reggiana. Per tutelarlo, dice Mister Pillon, ora l'attesa è tutta per una punta. No, io ho detto le caratteristiche del giocatore che abbiamo a disposizione, poi è chiaro che la società deve valutare il giocatore e anche l'aspetto economico, nel senso che quello che si può spendere, giustamente la società deve valutare queste cose qua. Io ho detto quello che mi serviva, le caratteristiche, e adesso deve essere bravo Fabrizio insieme ai suoi collaboratori che sono di trovare la persona giusta.